bing da dai
Ringraziamo Gavino Murgia che ha aperto la nostra serata, jazzista, polistrumentista, cultore della musica, ricercatore della musica etnica. Grazie per la sua presenza. Un saluto cordiale a quanti si sono collegati con noi attraverso Sardegna Live e anche i canali social del settimanale diocesano L'Ortobene. Possiamo acquistare il settimanale nel suo abbonamento oppure rinnovare l'abbonamento anche nel gazebo che c'è qui all'ingresso della nostra area fraterna. Il saluto si rivolge anche alla comunità che questa sera ci accoglie, è la comunità della parrocchia della Beata Maria Gabriella in Nuoro, e per questo chiamo qui sul palco il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, insieme al parroco Don Roberto De Solis. Colgo l'occasione per salutare anche con tutti voi la Presidente della Regione Alessandra Todde che ci accompagna questa sera. Grazie. Sì, io vi ringrazio per l'invito. In realtà, nonostante io sia cresciuto praticamente qua, perché sapete insomma che sono anche, pur essendo il sindaco di Nuoro, sono originario di Siniscola e fin da piccolo insomma sono uscito in queste strade d'estate e d'inverno, quindi era da un po' di tempo che non venivo qua d'estate la sera, quindi è sicuramente bello, è sicuramente un piacere ed è sicuramente una bella occasione per parlare, immagino, di turismo, di tutto quello che c'è da fare. Noi abbiamo iniziato da poco, qua c'è la vice sindaca anche seduta, Natascia De Murtas, stiamo lavorando parecchio, merita anche un applauso. Stiamo affrontando tanti argomenti, tra cui quello di cercare di rendere la nostra città più accogliente per chi ci vive e quindi contemporaneamente più attrattiva per chi ci vuole venire a visitare o perché no anche venirci a vivere. La volontà anche dei cittadini c'è, nonostante spesso ci lasciamo andare a commenti dove ci autocommiseriamo e descriviamo la nostra città peggio di quello che è realmente. In realtà c'è tanta voglia di fare da parte delle persone, soprattutto c'è tanto fermento e questo sicuramente è una risorsa da usare appunto per rendere la nostra città, quindi Nuoro, una città più accogliente e più attrattiva. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Buonasera a tutti, io non ho la capacità di sintesi del nostro sindaco, quindi ho scritto 2 righe. No. La parrocchia dedicata alla Beata Maria Gabriella è stata eretta con una bolla vescovile il 29 giugno del 1986 e riconosciuta civilmente con il decreto del Ministero dell'Interno in data 12 dicembre del 1986. Nasce come costola della parrocchia di San Paolo e inizia la propria attività nel 1987, guidata come primo parroco da Don Sandro De Tori, sino al 1989, anno in cui viene nominato parroco Don Pietro Borruzzo, sino al 2020, anno in cui viene affidata a me l'amministrazione. Per diversi anni, essendo la chiesa in costruzione, vengono utilizzati i locali messi a disposizione prima da Don Bussu e poi da Don Andrea Buttu, sino al 14 dicembre del 1997, anno in cui vengono inaugurati i locali della parrocchia, quelli destinati a oratorio, che vengono utilizzati provvisoriamente come chiesa e che verrà ultimata e inaugurata nel 1999. La parrocchia nasce in un periodo storico in cui si espandono le zone denominate Badue Carros, Corte, Supino e Saterramala. Oltre alla cura delle anime e dei nuovi residenti, sull'esempio della Beata Maria Gabriella che ha offerto la vita per l'unità dei cristiani, la parrocchia ha motivo di esistere anche rivolgendo una particolare attenzione per l'inclusione di quella porzione di parrocchiani ristretti tra le mura della casa circondariale di Badue Carros. Proprio per questo che nel 2007 vengono costruiti locali destinati ad essere un centro
sociale per l'accoglienza dei detenuti e dei loro familiari. Oltre a questo segno visibile di ricerca di unità, la comunità per vocazione prega e si impegna secondo gli insegnamenti della patrona. Infatti, ogni anno dal 18 al 25 gennaio, in comunione con tutte le chiese, si prega per l'unità dei cristiani e durante la veglia, sempre più presieduta dal vescovo, sono invitati anche i fratelli della Chiesa ortodossa e delle confessioni evangelica e protestanti. La Chiesa, abitata da molti giovani, famiglie, permette lo svolgimento di diverse attività. I bambini che frequentano il catechismo assieme alle loro famiglie possono vivere la Chiesa non solo come luogo di preghiera, ma sentendosi comunità viva. Le iniziative proposte loro sono varie, dallo sport alle attività di laboratori di musica, artigianato, culturali e ludiche. Ogni anno vengono presentati almeno 5 libri di vari autori del territorio, vengono allestite mostre, si svolgono concerti di musica sacra, viene festeggiata la donna nella festa dell'8 marzo con testimonianze di vita. Oltre alle catechesi tradizionali, la formazione cristiana ai nostri bambini e alle nostre famiglie viene offerta con attività di campi scuola, ritiri spirituali, pellegrinaggi. Sempre ci è piaciuto partecipare alle attività diocesane, non mancando alla Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona, alle Giornate Mondiali dei Bambini a Roma. Ringrazio il Vescovo non solo per averci invitato qua stasera, ma in modo particolare per avermi dato la gioia di crescere nel mio sacerdozio con questa splendida comunità che ho appena presentato. Buona serata. Grazie. Sì. Insieme al sindaco di Nuoro e al parroco vorrei salutare anche e ringraziare per la presenza e per tutto il supporto alle nostre iniziative per il sindaco di Siniscola, per il quale anche un applauso, credo che se lo meriti. Grazie. Questa sera, sempre lì ai gazebo dell'accoglienza, è presente anche la possibilità di acquistare il gadget che ci può aiutare in queste serate sicuramente, e poi ritirare la brochure nella quale è presente il QR code col quale possiamo interagire, intervenire in questa serata attraverso delle domande anonime o anche sottoscritte con il proprio nome ai relatori e agli ospiti che questa sera ci intratteneranno. E per questo voglio chiamare qui accanto a me immediatamente Elvira Serra, giornalista, scrittrice, firma del Corriere della Sera. Grazie Elvira. A te. Grazie a voi. Bene, buonasera a tutti, bentrovati. È il terzo anno per me in questa pastorale estiva organizzata da Monsignor Mura e sono molto felice di essere qua nella pastorale della speranza. La storia che racconteremo tra poco insieme qui sul palco ha tanta speranza e insomma in quest'anno giubilare siamo tutti pellegrini di speranza, quindi questa è una parola che mi piace tanto. Prima di chiamarli sul palco voglio dire qualcosa su queste due persone che verranno e voglio dire che anzitutto sono persone a cui voglio bene e lo so, conta poco che io gli voglia bene, ma io voglio bene alle persone belle, loro sono persone generose, aperte, che si dedicano tanto agli altri, ma sono soprattutto, ed è per questo che li abbiamo invitati, anche portatori sani di sarditudine nel mondo. Hanno appena aperto a New York il loro Flex Store, uno dei tantissimi a Manhattan, a Soho, dove hanno fatto la fila per entrare anche quelli che lavoravano da altri grandi marchi. Insomma, loro stanno a Roma, a Milano, a Forte dei Marmi, nelle stesse strade di Louis Vuitton o di grandi altri stilisti, rispetto ai quali non hanno niente di meno. Se dovessi raccontarveli facendo appello all'immaginario collettivo, potrei dire che sono una sorta di Sandra e Raimondo, per i continui rimbrotti tra l'uno all'altro. Da lei, che è ottimista per natura, una Pollyanna, pronta a lanciare il cuore sempre oltre l'ostacolo, e lui mai contento, come diceva sua mamma. E non a caso ha fatto anche delle magliette, insomma, e delle maglie con questa scritta mai contento. Però vorrei anche un po' osare un po' di più ed estendermi al mondo dell'arte e del cinema, e insomma sono un po' come Zelda e Francis Scott Fitzgerald, questa coppia incredibile, amante dell'arte, della letteratura, del cinema. Ecco, hanno tanto di questo. Direi che li ho introdotti abbastanza, chiamo sul palco Patrizia Sardo Marras e Antonio Marras.
Ti saluto e me ne vado. No, lo saluto a mano così. Ti ringrazio, Donna, e proseguiamo da soli adesso. Sì. Benvenuti. Grazie. Prova 1, 2, 3, prova. Questa è la che mi piace. Beh, ma gliel'avete fatto l'applauso? Perché io non l'ho sentito, mi sono distratta. Antonio e Patrizia. Beh, intanto vorrei esordire dicendo una cosa, e cioè, l'avrete sentito e risentito, dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. No. Secondo me aveva ragione l'amica di Patrizia, Lella Costa, che dice dietro un grande uomo c'è una donna stupefatta, ma stupefatta perché non si rende conto, non si capacita di come gli altri giudicano un genio il marito. E quindi diciamo che vorrei partire proprio da questo, perché voi siete insieme non diciamo da quanti anni, però da quando Patrizia aveva 14 anni e Antonio 16. Allora partiamo proprio dalle basi. Com'è nata questa cosa? Intanto buonasera a tutti, sono felice di essere in questa serata bellissima con la mia amica Elvira e con persone speciali, come ho avuto modo di conoscere Monsignore e di trovare qua questo splendido ragazzo che fa della musica meravigliosa. No, non parlavo di te perché ci conosciamo da un po' di tempo, infatti Elvira voleva sapere questo. E infatti volevo chiederti, Anto, vuoi raccontare tu che sei molto più poetico di me? Racconto io. Di come vi siete conosciuti? No, Di come comincia ci siamo tu. conosciuti. Allora, questa storia di come ci siamo conosciuti la racconto perché la vuole sapere sempre Leo, mio figlio, che è un pochettino Secondo. il secondo, perché lui è un pochettino più romantico, l'altro invece è un pochettino più tranchant, rimane un po', sì, un po' più... Efisio, poi parleremo anche di Efisio Rocco, Esatto. chissà da chi ha preso. E Leo invece mi chiede sempre, mamma, ma come vi siete conosciuti? La leggenda vuole, perché poi come sai le storie dopo che vengono ripetute assumono tanti altri spin-off. Ecco, io scendevo in via, e noi siamo nati tutti e due ad Alghero, ma mentre Antonio è nato è di origini algheresi, nel senso che tuo papà è algherese, tua mamma invece è de Sviragias, no? Sarda, dicono. Come dicono ad Alghero, una sarda. È nato ad Alghero. È nata ad Alghero, però Di Laerru, sì. di Laerru, quindi una sarda ad Alghero, perché gli algheresi ci tengono... Rivendichiamo le origini. Ad Alghero ci tengono molto a rivendicare le origini, quindi se una non è algherese è sarda. Io e mia sorella siamo nate a Alghero, però i miei genitori sono di tutte e due di Santa Teresa Gallura e hanno sempre vissuto un po' come emigrati, no? Comunque io scendevo da via Manzoni, questa strada che porta al mare, per arrivare a casa di una mia amica dove dovevamo festeggiare il carnevale, e indossavo questa tuta da pilota marconista, che era la tuta di mio padre perché faceva il militare nell'aeronautica. Affacciato alla finestra c'era Antonio Marras, che a quel tempo non si direbbe, adesso Avevi i capelli? aveva tutti i capelli ricciolini come Lucio Battisti, e aveva questo maglione, questo me lo ricordo, questo maglione azzurro con Mickey Mouse, maglione di Fiorucci, era di Fiorucci, vero? Perché il babbo aveva la prima boutique di Fiorucci ad Alghero, in tutta la Sardegna. E lui era alla finestra con questa sua amica che suonava il violoncello. Era lei o la sorella che suonava il violoncello? Lei. Era lei. E la leggenda vuole, perché io non l'ho sentito, no? Quindi così è che lui mi ha guardato e mi ha detto: questa me la sposo. Sta di fatto che noi ci siamo guardati e come succede nei film, è scoccata la scintilla.
E poi ci siamo una nostra amica in comune ci ha fatto conoscere e siamo di fatto diventati amanti perché lui era fidanzato. Guarda che c'è il vescovo Patri, attenta a quello che dici. Sì, ma è un vescovo moderno. Va bene, andiamo avanti. Quindi diciamo che vi siete un po' frequentati così. No, lei aveva molti fidanzati. Cioè, No? lei- È No. diversa la cosa. No, Anto, la verità è che lei aveva una fidanzata fissa a casa, molto bella. presentata in famiglia, ma aveva 16 anni, cioè un Presentata in bambino. famiglia perché era molto amica della sorella. Simpatica no, Non si può avere tutto. Era bella. però era amica, era molto amica della sorella. Poi, Però sta di niente, poi fatto la che sorella- Patrizia Sardo è riuscita a conquistarsi Antonio Marras e a un certo punto è stata lì a metterlo alle strette a dirgli: ma ci sposiamo o no? Com'è andata, Antonio? Questo raccontalo tu. No, adesso il vescovo è moderno, ma ci sono un sacco di altri sacerdoti, tutti moderni, quindi posso parlare tranquillamente. Sentiti libero. In realtà lei passava l'estate a Santa Teresa. Vabbè, però non esageriamo adesso nei Entriamo nei particolari. dettagli perché insomma sono curiosi, il signore me lo chiede per esempio in prima fila e quindi volevo così essere così, un po' interstiziale così. E quindi diciamo che lei d'estate a Santa Teresa magari aveva tanti che spasimanti. a Santa Teresa sì, ecco, cioè così, sì, così. Passava delle estati molto così intense. Ma se lo sta inventando questo. Allora no, non se lo sta inventando, perché queste cose tra l'altro Sono Patrizia scritte. le ha raccontate, le ha scritte in un memoir delizioso che tra l'altro chi vuole poi lo troverà lì e avrà anche la dedica qua dell'autrice, che si intitola La moda non è un mestiere per cuori solitari, appena uscito per Bompiani, un libro delizioso, a tratti picaresco, fa ridere, fa commuovere, che ci racconta davvero la storia di questa azienda Antonio Marras, ma che è prima di tutto una famiglia, perché nella casa di Antonio Marras è davvero difficile distinguere il lavoro dalla vita, dove finisce una cosa, dove comincia l'altra. E la cosa che all'inizio mi ha colpita più di tutte è quanto sia stato il peso della mamma di Patrizia Sardo Marras in tutta questa impresa, perché è vero che tutto parte dal negozio Fiorucci del papà di Antonio, però la prima sarta di Antonio Marras è stata la mamma di Patrizia, che non era una donna così, era una che Patrizia e sua sorella le faceva uscire vestite come le figlie del duca di Windsor. Patrizia aveva una Barbie con una collezione di abiti pazzesche, insomma, quindi parliamo di una che sa di che cosa sta parlando. E allora però voglio chiedere ad Antonio, ma com'era il rapporto con questa sarta suocera? L'hai fatta impazzire? Era una lotta quotidiana, proprio era una guerra proprio senza mezzi termini. In realtà io faccio un percorso esattamente al contrario. A un certo punto mi propongono di fare un'alta moda. L'alta moda è l'ultima tappa, cioè è la meta più agognata, quella che tu vorresti fare nella vita. Insomma, quando fai questo mestiere, l'obiettivo è fare l'alta moda perché è quello che ti permette di creare delle cose che non necessariamente devono avere un aspetto commerciale, che debbano essere vendute, che per forza poi debbano avere un mercato, ma sono cose che tu fai soprattutto anche per il piacere di farle, perché comunque danno un'immagine alla tua azienda, la maison come si dice. Per cui mi invitano a sfilare per l'alta moda a Roma. Allora c'era una cosa che si chiama Donna sotto le stelle, tutta una scalinata di via, di Piazza di Spagna, sì, certo. Con l'incoscienza, devo dire, che ci ha sempre accompagnato e assistito, lassù qualcuno ci ama, iniziamo a progettare questa alta moda e chiaramente l'unica sarta che ci potevamo permettere era la mamma di Patrizia, peraltro donna insieme alla zia pignolissima, gran rompiscatole, sto usando un eufemismo perché non posso dire in realtà quello che penso, le parole che ci vorrebbero per indicare questa donna, suocera proprio con la S maiuscola, più tutta quanta, tutto quello che uno può pensare, ecco, lei tutto concentrato lì e ancora di più moltiplicato, ecco, però molto brava, con una manualità straordinaria e con accanto uno come me completamente ignaro, nel senso che
io, come dico sempre, sono uno prestato agli stracci. Io non avevo né ambizioni di fare lo stilista né disegnare abiti, proprio non mi è mai passato per la mente. Ho sempre disegnato, ma disegnato perché, come quella signora da piccolo disegnava, è così, esattamente quello. Facevo pasticci, quello che faccio tuttora, cioè quella cosa, cioè, nulla di sine linea, ecco, nessun giorno senza tracciare una linea, quello che succede ancora oggi, tutti i giorni. Ma non avevo nessuna ambizione di fare questo lavoro e quando questo succede, lei mi dice, ma che ti frega, tanto è one shot, cioè lo facciamo questa volta, poi finisce tutto, tanto lo facciamo per una sola volta. Iniziamo a fare questa piccola collezione di abiti speciali fatti dalla mamma di Patrizia, ma io che sono ignorante, profondamente ignorante, e tale voglio rimanere perché solo da ignorante non ti poni limiti, quindi chiedi cose che una volta che tu hai una conoscenza approfondita di un argomento, automaticamente ti blocchi oppure ti fermi. Invece io chiedevo cose impossibili, non so, il cappotto in organza piuttosto che in chiffon anziché in panno da 800 grammi. Ecco, questa roba faceva imbestialire come una furia la mamma di Patrizia, ma alla fine, essendo io così sardo marino, proprio nuragico, così cinghiale, alla fine riuscivo ad ottenere quello che volevo e fu la prima alta moda, insomma, grazie alla mamma di Patrizia. Non vuole essere un elogio all'ignoranza. No, ma io parlo di me, infatti, non ti dico sono ignorante, nel senso che ci sono delle cose che ignoro, così come quando vado a fare ceramica non ho nessuna idea dell'iter che bisognerebbe seguire per creare un vaso o un elemento in ceramica. Io lo faccio con lo stupore dei vecchi ceramisti che mi guardano sconvolti e solo Dicono, dopo cosa sta facendo questo? Un e pazzo. solo dopo il primo anno hanno cominciato a salutarmi, però prima proprio mi ignoravano Vabbè, completamente. ma non tutte le ciambelle escono col buco, nel senso che non voglio fare l'elogio all'ignoranza adesso da quello che tu hai detto. Io dico sempre studiate, 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 adesso mi stai dicendo tu Ma non io lo voglio dico sempre a studiare. tutti quelli che mi chiedono, ma come si fa a fare questo mestiere così? Andate a scuola, Bravo. prima E andate questo a volevo no, no, ma sottolineare. questo sì, ma tanto qui non c'è Però nessuno che vuole fare credo, una scuola di moda, vero? Siete già andati avanti voi, siete già questa, diplomati più o meno tutti, quindi allora già non si c'è... intuisce che questa è una coppia nella quale gli spazi sono importanti. Da poco mi diceva Patrizia che insomma ci sono, loro seguono tantissimi artisti, ne sono molti, alcuni sono gli amici di Antonio, i contatti di Antonio e solo lui può parlarci, altri invece diciamo li conosce anche Patrizia e quindi sì, c'è tutta la sua mano, tutto il suo impegno. Però quando vi dicevo prima che la loro diciamo azienda è anzitutto una famiglia, volevo dire anche che Patrizia poi fa tante cose per le sfilate, per esempio lo storytelling, cioè la storia di ogni collezione, la racconta, la scrive Patrizia, la racconta lei, mentre lui giustamente si dedica agli stracci, come li chiama, quindi ai tessuti. Presto bastavano valanze, così. Beh, no, insomma, serve tutto. Il Tutto. barista che fa il caffè è preziosissimo, se non te lo Sì. fa buono e se non ti E anche il saluta, poi... cappuccino è importante. Esatto, con il cacao. E quindi però allora, Patri, questo lo voglio chiedere a te, come si fa a gestire, insomma, con pazienza anche un talento così strabordante, perché lui è inquieto, non sarà mai contento effettivamente, come diceva sua madre, quindi cosa fai tu quando lui ha proprio bisogno di trovare una nuova espressione creativa? Perché tra l'altro Antonio, cioè, non è che fa solo lo stilista, che fa le ceramiche, ma lui gira i corti, infatti ero curiosa poi di chiederti quanto hai trovato di te in questa meravigliosa tessitrice che ha detto no, noi volevamo restare qui e lo avete fatto anche voi, poi ce lo raccontate ai tempi di Kenzo. Però la domanda era per Patrizia, quindi non voglio togliere le attenzioni da Patrizia e allora adesso chiedo a lei come si fa, cioè cosa succede poi quando vedi che lui è storto e che ha bisogno di esplorare. Del resto qualcuno, anzi questo raccontacelo proprio, aveva detto che sì, Antonio era un po' un cavallo pazzo che andava imbrigliato e quindi aveva affidato a te questa missione impossibile, decisamente. Allora, cosa faccio quando lui è così? Io giro alla larga. Cioè io cerco di sopravvivere e quindi mi tutelo in vari modi. Uno è quello di subappaltare Antonio Marras a qualche amica, a qualche amico
E comunque, siccome Antonio ha un'urgenza di fare, deve essere sempre occupato. Questa è una sua caratteristica. Ovviamente è il suo modo di agire. Lui ha sempre bisogno, odia le vacanze, una cosa molto simpatica. Odia... È una delle caratteristiche che mi Però contraddistingue. sulle vacanze devo dire che Patrizia ha fregato Antonio, perché loro, è vero, non fanno mai vacanze, ma fanno i viaggi di ricerca per le sfilate. E quindi questi viaggi, che sono incredibili, anzi, raccontatecene qualcuno, partono sempre con, mettiamo, 3 valigie e si rientra con 8 valigie, cioè pagando una quantità di tasse per eccesso Sì. poi delle quantità. Oh, E io, quindi- io ho fatto di necessità virtù. Ho approfittato abbondantemente di questo lavoro che grazie all'incontro con Antonio, o grazie come possiamo dire, al fatto che io quando ho capito di essere innamorata di Antonio Maras, che al momento l'ho vista come sì, non come un fatto positivo, perché il fatto di essere innamorato di qualcuno è sei dipendente, no, le da farfalle nello qualcuno. stomaco però le sentivi. Ma devo essere sincera, quando è una cosa forse generazionale, ma nel mio caso era comunque, venivo da quella generazione che aveva letto dalle parti della bambina, così, no? Non mi sentivo di essere, che il mio umore dovesse dipendere dall'umore di un'altra persona, non avevo questa grande voglia di dipendere da un'altra persona, no? Quando ho realizzato che effettivamente avevo necessità di Antonio Marras, non l'ho presa molto bene e quindi ho detto Antonio Marras, dobbiamo per forza fidanzarci, altrimenti o ci lasciamo o ci fidanziamo sul serio. Niente E, mezze misure. Tra eh, l'altro per Antonio Marras tutto attaccato quando lo dice esatto, Patrizia. per prendere anche lì le distanze. E comunque è stato, essendo comunque una persona impegnativa, perché così strabordante in tutte le cose che fa, Sempre di buon umore, sempre sempre di buon allegro, umore, pronto. ma dalla mattina Si soprattutto, sveglia proprio capito? Con contento. la joie de vivre, l'anima della festa, quelle cose, sai, che ti riempiono il cuore sempre della giornata. Allora, in qualche maniera devi pure trovare delle motivazioni nel riempirti una giornata sempre, sempre molto, molto piena di cose, che inizia la mattina e non sai mai quando finisce, che non ha sabato e domenica, che io mi ricordo quando la prima volta che ci ha contattato la HR, come si dice, Responsabile la delle risorse responsabile umane. delle risorse umane del LVMH, che noi tutti, e lui tutto contento, tutto fiero, noi non faccio per Kenzo, no? Per fare il direttore creativo a Parigi di Kenzo, abbiamo detto noi, tanto guarda, noi lavoriamo sempre, non facciamo né sabato né domenica, lavoriamo sempre. Io se ci penso adesso, ma che cretini, cioè che cretini. Stavate a Parigi, Stavamo a veramente Parigi nella e Ville Antonio Lumière. Marras ha detto io non voglio stare a Parigi, io ad Alghero addirittura, e quindi tutti, cioè il direttore di studio, chi si occupava delle materie prime, direttore degli accessori, tutti venivano, tutti ad Alghero per fare le riunioni ad Alghero. E io dicevo, Anto, ma non stiamo bene a Parigi? No, no, Che rispondevano. niente, lui aveva deciso che Alghero era il punto. Però in questo Antonio era molto come la nostra tessitrice di Urzulei, che non se n'è voluta andare dal paese perché lì sono le radici, lì insomma aveva un senso quello che faceva, per cui piuttosto che andare fuori, Antonio si porta tutto il mondo ad Alghero. E così, Era una domanda? sì. Ah, sì, nel senso che ho sempre pensato che
nascendo in un'isola e nascendo in una sorta di isola nell'isola, perché Alghero è un'enclave catalana, e quindi, voglio dire, sentendoci in qualche modo ancora più isolati, ma essendo, come dire, un popolo di mare, quindi aperti, quindi pronti a gettare le cime ad accogliere chi arriva da fuori, c'è questo senso proprio di grande apertura, come tutti i posti di mare, e quindi questa è una cosa che sentiamo molto. Ho sempre pensato che nascendo in un'isola ci fosse bisogno, necessità, urgenza di trovare un dialogo, di trovare veramente un ponte, non quello l'ultimo in Quello sullo costruzione, stretto, no, quello no? no, di trovare veramente un dialogo con chi stava veramente altrove, con chi stava proprio più lontano. E ho sempre cercato sono sempre stato attratto da tutto ciò che era distante. Faccio un esempio così banale, ma che rende subito l'idea. Noi da sempre abbiamo guardato, per esempio, l'Oriente, quindi il Giappone, la Cina, tutti i paesi orientali, e il kimono, per esempio, è fatto da un rettangolo, due piccoli quadrati che formano le maniche, e quindi è la quintessenza proprio della della geometria, e quanto invece il costume sardo sia ricco di strati, di corpetti, di ricami, di pieghe, di bottoni, di gonne, di sottogonne, di tasche, di scialli, tutto quello che è agli antipodi. Ecco, questo è stato veramente il motivo per cui ho sempre guardato, sono stato sempre attratto da tutto ciò che è lontano da me, da tutto ciò che è distante, tutto ciò che veramente non mi appartiene, ma da tutto ciò per cui io sono attratto, perché è la stessa scelta che faccio quando mi presentano i curriculum, quelli che in qualche modo mi dicono ah io adoro le tue cose, quindi quando scimmiottano le mie cose non me ne faccio niente. Cerco sempre di trovare qualcuno che sia lontano da me, e ci sono grandi discussioni perché lui mi dice ma di questo cosa ce ne facciamo? Nel senso di talmente lontano, talmente distante. Secondo me nella distanza, nel distacco, proprio nelle cose che stanno agli antipodi, trovi le cose più interessanti, trovi le cose sulle quali puoi lavorare, e trovo quello che è secondo me importantissimo, che sono gli innesti, cioè nel provare a cercare in una forma, in una formula che è così distante dalla tua, del tuo modo di procedere, dal tuo iter per trovare, per creare, per arrivare all'oggetto finito, un qualcuno, un qualcosa che proceda e che invece lo fa in maniera assolutamente diversa dalla tua. E io direi però che in queste cose che ci hai detto, in questa ricerca degli antipodi, poi per trovare anche la spinta, ci sia un po' anche la chiave di questo matrimonio. Prima però di andare avanti, forse chiederei a Gavino di regalarci un'altra delle sue meravigliose parentesi musicali, così poi ricominciamo.
E ritorniamo qui ai nostri Sandra e Raimondo e volevo però mettere un po' in luce anche, diciamo, gli aspetti positivi che ci sono in questa relazione, no? Perché sennò con quello lì mai contento, la povera Patrizia che insomma spende tutto il suo entusiasmo. E vabbè, lascia fare, va bene così. Ecco, invece la cosa su cui volevo accendere un faro è che essere la moglie di Antonio Marras vuol dire anche avere 10.000 abiti. Patrizia, dove li tieni questi abiti? È il sogno di veramente Sì, allora, di chiunque. è vero che io ho tutto uno stuolo di gente che mi compatisce, dalle, Chissà perché. dalle ragazze che lavorano a casa con me, le collaboratrici domestiche, che mi fanno: Patrizia, come fai, come fai a sopportare Antonio Marras? Come uno che mi vuole mettere un altare a Valverde, un'altra che, questo è vero, Anto, lo dicono, è la verità. È la verità. Un altro che mi dice, anche in studio mi dicono: come fai a sopportarle? E io rispondo: chi ti dice che io lo sopporto? Comunque, a parte queste cose che abbiamo detto, che esaudiamo l'argomento, ci sono un sacco di vantaggi, è vero? Tutti i vantaggi di cui io usufruisco alla grande. Un vantaggio, oltre ad avere un meraviglioso uomo a fianco, sono quelli di avere per lavoro, non lo faccio per piacer mio, per lavoro tanti abiti. Ho una collezione di abiti che riempie saranno 800 metri quadri di abiti, saranno sì un 10.000 abiti che io ho collezionato, ho ammassato meglio, perché archiviato è un termine Non troppo... ancora Non archiviato. ancora archiviato, perché l'archivio presuppone però ho intenzione di farlo, è una cosa che è nei progetti, perché comunque vanno digitalizzati assolutamente, perché comunque è un patrimonio. Io penso che l'archivio, proprio perché ho iniziato dal primo anno, noi siamo dall'87 che facciamo questo lavoro, e io ho capi sin dalla primissima collezione Piano Piano Dolce Carlotta, e ho tutte da Tre Vaghi Signore, tutti, non tutti ovviamente, però abiti dalla primissima collezione. Tutto quelli che ho potuto conservare li ho conservati, e anche di più. Tutti quelli che ho potuto comprare negli anni li ho conservati. E tutti quelli che ho sono dovunque sia andata, ho cercato e ho trovato, anche senza cercare sono venuti a me, e quindi ho... Patri, ma tu quando vai al supermercato come ti vesti? Io ho, io ho una particolare predilizione per vestirmi, perché per me è un grandissimo, a me dà una grandissima gioia, mi dà, è una delle mie gioie della vita. C'è chi ha altre, ognuno ha la sua. E quindi io non ho nessun tipo di, sai come dicono quelli per le situazioni del giorno, no? Come si veste la mattina per andare in ufficio, la sera, e per l'evening Il weekend dress, dress down non il esiste per te. weekend. Per me queste categorie non esistono. Così come non esistono quelle categorie a 20 anni, a 30 anni o a 40 anni, non le tollero, quelle anzi peggio. Io penso che ognuno si debba vestire come si sente o come le piace, e che per esempio Coco Chanel diceva: quando esci ti guardi allo specchio e togli qualcosa. Ecco, io quando arrivo allo specchio aggiungo Mi qualcosa. sembra di sentire mia madre che quando esce, se non è il lampadario acceso, non è contenta. Io lo stesso, devo essere un albero di Natale, altrimenti... Che poi io amo anche quelle persone che stanno sempre... Però sai, il mio motto, quello lì, la semplicità premia sempre, da dove Less is arriva? down. La semplicità premia sempre, arriva da una volta che noi abbiamo una carissima amica, io e Antonio Marras, che lei è di Sassari, però già da quando aveva 18 anni
è andata fuori a studiare prima alla Normale di Pisa e poi è stata all'estero, è stata in Spagna, in Olanda, in Francia e vive quindi adesso da 30 anni in Olanda. Comunque ha mantenuto le origini sassaresi. Lei vede una melanzana, non capisce più niente. E quindi c'ha sempre queste amiche sassaresi, sempre. Sassari, come sai, non è che brilli proprio come stile. No, appena ti vede a te così ti dice, che stravagante, no? Quindi queste amiche poi di Sassari, soprattutto una, non gli sono molto simpatica. Comunque, Strano. loro, Antonio. lei cosa fa? Queste amiche sue, il massimo che osano è un blu un pochettino più light rispetto al blu normale. Hanno il massimo che osano è una toz piuttosto che la ballerina, collana di perle, pantaloni in vigogna, questo è il massimo, no? Hai dimenticato il cammello, Max Mara. Cammello però, un cammello beggiolino che non tenda cioè cru, non tanto, non deve andare sul rossiccio, se no è troppo. Comunque questo è il modo sassarese, città di presidenti, di veline, lo sappiamo. Dopodiché un giorno Teresina ha questa figlia che dà a battezzare ad Antonio Marras e alla sorella. Andiamo a chiesa. Arriviamo un po' in ritardo perché non troviamo una cosa. Io il giorno decido di andare vestita. La cerimonia. No, sì, C'è il un battesimo. minimo, un battesimo anche per onorare. No? Tra l'altro ero una delle mie cadute da cavallo, mi ero rotta il braccio e mi La avevano... famosa mazzone per imbrigliare fuori a cavallo dell'Ouest. E mi avevano modernamente ingessato il braccio così. E quindi avevo questo vestito che avevo comprato, mi piaceva troppo, avevo questo vestito che era qui tutto ricamato in perline, lilla e verde. Poi la gonna era di pizzo lilla, tacchi abbinati lilla e platform, quindi così. E poi avevo questo spolverino anni 50 retro che era a fiori, viola verso il lilla e oro, che però tenevo tipo mantella, così, perché avevo il braccio ingessato. Quindi entro in chiesa e l'amica buona di Teresina fa quell'altra perfida. Dice, guarda che bella Patrizia. E noi, perché una era in tutta la ginnastica, l'altra era... hai visto Patrizia che bella? E quell'altra fa, fregatene, la semplicità premia sempre. Quindi, dal giorno è il mio motto. La semplicità premia sempre. Ma invece come andava ai colloqui dei ragazzi? Perché voi avete 2 figli, l'abbiamo detto, il primogenito è Fisio, Rocco, e poi c'è Leonardo. Insomma, chi ci andava a questi colloqui? Adesso diciamo la verità, abbiate coraggio. No, fai prima, ci vuole una parentesi però, c'è una premessa, che mio figlio, nostro figlio anzi, ha sempre rinnegato la paternità e la maternità, quindi soprattutto la paternità. Quindi in terza liceo, quarta liceo, insomma, forse così, il professore di filosofia, facendo l'appello, chiede, arriva da lui e dice, insomma, Marras e Fisio, e dice presente, sei il figlio di Marras, il finanziere di Fertilia? E lui dice sì. E andiamo avanti per anni, perché noi stavamo tra Parigi e Milano, sempre, e la mamma andava a sentire i professori, ma solo proprio così per correttezza, perché Fisio era molto brava, non c'era neanche bisogno, quindi io non sono mai andato, mai a un colloquio. L'ultimo anno cosa succede? Che per una circostanza Patrizia e io e Patrizia siamo ad Alghero, ci sono i colloqui e lei decide di non mandare la mamma per una serie di cose, non so, e lei va ai colloqui e il professore di filosofia vicino all'insegnante di storia dell'arte, che è una nostra amica, dà
una gomitata e dice: Mariolì, ma chi è questa pazza qui, vestita così? E lei gli risponde: quella è la mamma di Fisio. Ma Fisio chi? Dice, ma è Fisio Marra, Il figlio del figlio finanziere. finanziario. Ma mi ha detto che era figlio. Quindi Fisio è stato lì vituperato a vita, cioè dopo quando lui ha scoperto che era nostro figlio, no? Il figlio del finanziere, è stato veramente la fine, la catastrofe. Ma questa è una cosa, ma è Ecco. stata tutta colpa sua, perché era vestita più o meno così, o con una gonna da ballerina, non so cosa ci No, avesse. c'avevo un semplice tutù. Un tutù, Avevo un ecco, era semplice così. tutù. E poi aveva fatto tutto un anno saltando le lezioni di chimica perché, perché aveva detto, perché erano in corrispondenza, c'aveva il supporto psicologico e lui aveva detto che i genitori si stavano separando perché non sopportava chimica. Quando noi eravamo andati hanno detto ma veramente non c'è nessuna, quelli avevano detto ma purtroppo il fisio ha questo grande problema e lui gli aveva raccontato tutta questa storia che lui non ce la faceva, gli aveva tutte queste balle Usando i genitori che non c'erano perché che erano a non c'era Parigi. dicendo che avevano questi problemi così. Comunque un giorno mi chiamano e mi dicono guardi non è possibile perché suo figlio la deve, sai perché loro hanno avuto questa fortuna di fare gli scambi Culturali, quindi veniva culturali e qualcuno. lui non se ne ha perso uno. E mio padre, poveretto, perché noi non c'eravamo, perché mamma e papà hanno sempre, sin dal primo giorno, io non volevo che i miei figli si spostassero, si dovevano svegliare nello stesso posto. Quindi mamma e papà, alla fine, noi viviamo in campagna, hanno vissuto con noi. Tant'è vero che mio figlio, il piccolo, quando in una famiglia non c'era una nonna, diceva, ma non c'è la nonna, era distrutto, per lui era impossibile. E poi tra l'altro io mio padre lo chiamo papà, invece Antonio lo chiamano babbo. Quindi Leo non capiva, un giorno chiede a mia sorella, ma com'è questa storia? Cioè, chi è mio babbo? Daniela gli ha spiegato, ascolta, allora io sono tua zia, tua mamma è mia sorella, tuo padre è mio cognato, tuo nonno è mio padre, insomma, gli ha spiegato tutta la cosa. E alla fine mi fa Leo, ho capito, quindi io sono tuo padre. Aveva capito Ha tutto, capito. capito benissimo. E comunque è sempre stato un po' un casino. Però torniamo alla famosa suocera con l'S maiuscola che intanto è venuta a casa tua e si occupava di Efisio e di Leonardo, Antonio, e quindi questa suocera dobbiamo un po' rivalutarla. Però in questa grande famiglia, che voglio proprio definire allargata, perché ci sono anche tanti amici meravigliosi, la famosa Teresina che hai citato prima, che ho conosciuto, ci sono tanti incontri, un'amica che sicuramente conoscete tutti è Geppi Cucciari. Perché ne voglio parlare? Perché qualcuno potrebbe pensare, sì, Geppi è la testimonial, l'ufficiale di Antonio Maras. In realtà no, questo ce lo dirà meglio Antonio, Geppi è un'amica, è famiglia per Antonio Maras. Allora vi voglio dire una cosa molto bella che ha scritto Geppi con il suo tono, insomma, calibrato giusto, perfetto per raccontare il suo rapporto con Antonio. Nel catalogo della mostra di cui ci ha parlato prima Antonio, Nulla di essi in linea, cioè nessun giorno senza disegnare, che è una mostra molto importante e meravigliosa fatta qualche anno fa alla Triennale di Milano, in cui c'erano tutte le opere artistiche di Antonio, quindi non solo gli abiti, le camicie, installazioni, quadri, c'erano tantissime cose, ha avuto un grandissimo successo, hanno fatto questo catalogo bellissimo e qui Geppi a un certo punto scrive: se nei 10 anni che lo conosco ho cambiato idea sul tipo di uomo che vorrei mi spogliasse, non ho mai avuto un dubbio su chi fosse a vestirmi. E a vestirla è ormai da tantissimi anni Antonio Marras. E allora, prima di dare la parola ad Antonio per farci raccontare la sua Geppi Cucciari, perché è diversa da quella di Patrizia, io voglio chiedere a Patrizia come vi siete incontrate, il famoso incontro con una Barbie molto speciale. La Sì. Barbie che ritorna. Noi ci siamo incontrate perché Geppi è venuta nel 2000, ti ricordi tu? No. 2006 mi sembra, che è venuta in backstage con Barbie Barbagia
che dice che ci ha regalato inviata speciale di Donna di moderna. Donna Moderna. Lei dice che ce l'ha regalata, dovremmo averla. Mi sembra strano che abbiamo accantonato qualcosa visto che conserviamo qualsiasi cosa. E da allora non ci siamo più lasciate. Non solo, ma tu Geppi ti ha chiesto, Sì. Patrizia, vuoi essere la sorella che non ho mai avuto? E tu cosa hai risposto? Io gli ho detto sì, però sorella maggiore. Geppi, solo se tu fai la sorella maggiore. Sì, io sono già sorella maggiore e lei mi ha detto certo, peccato che ci siano 10 anni di differenza e io sono più grande, però ha accettato, quindi di fatto ormai è Lei è la tua fatta. sorella maggiore, Lei è mia sorella ufficiale. maggiore ufficialmente. E invece Antonio, cosa ci vuoi dire tu? In riferimento soprattutto a questo discorso, mi aveva colpito molto a Sanremo quando avevano chiesto, sapete, ci sono i cantanti, Cristi che era stato vestito da Antonio Marras, un'altra artista e poi Geppi ovviamente, avete visto gli abiti meravigliosi che ha indossato quella sera, una addirittura con le formichine di Maria Lai e anzi subito dopo ne parliamo. Ecco, però lei cosa ha detto? Raccontacelo tu. No, intanto lei di solito ci sono delle cose che succedono, nel senso che gli artisti sono in pratica sponsorizzati dalle maison, dalle case di moda e non era il mio caso perché noi abbiamo come dire, un rapporto veramente ormai ventennale per cui c'è e oltretutto quindi non c'è nessun vincolo se non il piacere e la voglia di fare delle cose insieme, quindi di scegliere, di discuterle. Devo dire che Geppi poi ha una fiducia smisurata veramente nei miei confronti, non c'è mai stato nessun momento ma neanche di un attimo un dubbio, una perplessità nelle cose che poi gli abbiamo proposto, sono state sempre, come dire, accolte in maniera proprio totale e questo è una cosa molto importante. E in realtà non si doveva parlare di chi faceva gli abiti, ma una tua collega, la prima domanda che gli ha fatto, ho visto che l'abito del nuraghe, perché io avevo fatto fare un tessuto speciale con un grande nuraghe che si intravedeva, si capiva, e lei la prima serata aveva proprio quell'abito. E devo dire che con lei c'è un rapporto, come hai detto tu, che va oltre qualsiasi cosa. Geppi è parte integrante della nostra famiglia, della nostra piccola comunità nella quale noi viviamo e, come dire, con la quale dividiamo la nostra vita, che è proprio divisa, cioè c'è una vita che si fa a Milano col lavoro e poi c'è una vita che è quella della famiglia, degli amici, da quando noi avevamo 14 anni, quindi dove non si parla di moda, di lavoro, ma si vive veramente una vita assolutamente normale. E Geppi è entrata insieme appunto a Marco a far parte di questo piccolo così, gruppo di persone Su che... Geppi ho un'ultima curiosità, Sì, ma tu hai il suo manichino per le misure come Santo Versace aveva quello di Lady Di? no, non nel caso di Geppi. Geppi è molto, come dire, è una delle persone più determinate, più, come dire, più precise, più maniacali nel fare le cose, quindi è una che tiene alle cose che fa, è una professionista come io raramente ne ho visto, è una che tiene al suo aspetto fisico perché è un lavoro quello, ma d'altra parte fa un lavoro pubblico, quindi è così. Non ho un manichino, ma ogni volta lavoriamo appunto ma ormai lei ha una 42 scarsa, così 40, insomma, è facile, insomma, adesso non ci sono grandi problemi. Ma e invece, e chiudiamo con l'amicizia prima di Sì. chiedere a Gavino se ci sono ancora qualcosa, l'abbiamo nominata prima, un abito è stato un omaggio a Maria Lai, un'artista meravigliosa che tu hai avuto il privilegio di frequentare da vicino, tra l'altro nella vostra casa in campagna c'è proprio una casettina che è la casetta di Maria Lai, insomma ci sono stata da poco ed è un posto meraviglioso. E prima di farcela raccontare da te, voglio dire una cosa che Patrizia domenica per Das de Fogu ha ricordato molto bella, che Maria Lai ha detto su di te, e cioè Maria Lai ha detto: Antonio, ti ho incontrato bambino, ti ho lasciato artista. Allora, raccontaci quanto ti ha dato questo incontro anche nell'esplorare te stesso, nel permetterti magari di misurarti
in nuove manifestazioni artistiche. C'è una premessa, io non mi voglio mai incontrare, quindi questa è un'altra storia. Il punto... Incidentalmente, no, no, così. Lei è stata veramente quella che mi ha proprio preso per mano e portato nel mondo dell'arte, proprio mi ha introdotto in un altrove, in una situazione, in un mondo, in una dimensione che io mai e poi mai avrei immaginato di poter esplorare. In realtà è stata lei che una volta venuta a casa mia nel mio studio, perché io ho 2 studi, uno dove faccio gli stracci, un altro è proprio il mio, come dire, è la stanza dove mi chiudo dentro, dove ho tutte le mie scartoffie, le tele, gli stracci, le cose, i fogli, ciò che accumulo. E lei vide per la prima volta i miei lavori e fu molto incuriosita perché stavamo preparando una mostra, noi avevamo chiesto al nostro... C'è una premessa da fare ancora, il sindaco di Alghero di quell'anno, un po' indietro nel tempo, ci chiamò e mi disse facciamo una sfilata. Io dico no, perché la sfilata è una delle cose più noiose, no perché c'è Rete4, facciamo, ho detto ma annoia chiunque, annoia anche quelli della moda, cioè nessuno guarda una sfilata in TV, dopo 2 secondi cambi canale. No, 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 insomma alla fine dico non vabbè, fai quello che vuoi. Allora dico facciamo una mostra di Maria Lai e iniziamo questo percorso, io chiamo Maria, Maria è contenta, viene così, iniziamo a lavorare e lei durante la preparazione della mostra mi dice no, non faccio una mostra, facciamo una mostra assieme. Io dico ma come assieme? Io ti aiuto, no, no, facciamo una cosa così. E quindi abbiamo iniziato a lavorare assieme, a fare delle cose a 4 mani. E la cosa più straordinaria, io ho nel mio studio una grande parete così, fatta in cemento armato, quindi con castro, quindi con tutti i segni del cemento. E lei mi disse voglio fare qui un telaio e mi ricordo stette tutta la mattina a guardare questa parete e io così mi avvicinai e dissi ma Maria c'è un problema, stai male, cosa succede? Mi ha detto no no, il muro non ha parlato e io da cretino quali sono e disse il muro non ha parlato così. E in realtà nel pomeriggio e iniziò, chiamò un operaio che ancora si ricorda e lo fece impazzire facendogli mettere degli steli in legno, dei chiodi, insomma fece un sacco di lavoro e da lì ho capito che in realtà mi ha insegnato che le cose hanno una voce, magari che non la senti, che non la puoi così percepire subito, ma forse se presti un po' di attenzione, se l'ascolti anche guardandola, non solo con l'udito, secondo me poi possono raccontarti delle cose straordinarie. E lei veramente riusciva a dialogare con le cose più impensate, nonché con quella meravigliosa parete che ancora noi conserviamo preziosissima. E allora Gavino, magari chiediamo a te di farci entrare dentro questa parete con la tua musica.
Nel 2022 il gruppo Calzedonia di Sandro Veronesi acquista una quota dell'azienda di Antonio Marras. Da quel momento, insomma, il marchio ha un grandissimo slancio. La vostra testimonial Sharon Stone l'abbiamo vista tutte alle sfilate, indossa Antonio Marras, Kate Blanchett, Isabella Rossellini. Però prima di arrivare a tutto questo successo volevo chiedere, poiché questa è un po' la pastorale dedicata alla speranza, qual è stato il momento più difficile e cosa vi ha dato la forza di andare avanti? A me, quando ci siamo sentiti con Monsignore, mi ha detto quest'anno è dedicata alla speranza, ho detto allora sono io, perché sulla speranza ho basato tutto il percorso, tutta la nostra vita lavorativa, che poi è tutta la vita, che poi è la stessa cosa, perché giustamente Antonio ha parlato di amici di lavoro e amici di casa, che sono amici dei nostri 14 anni, però più che altro è la stessa cosa, perché noi siamo insieme appunto da sempre, lavoriamo insieme, i nostri figli lavorano con noi, e abbiamo attraversato tu hai accennato al libro, no? Che si intitola proprio La moda non è mestiere per cuori solitari, proprio perché secondo me se siamo arrivati fino ad ora proprio perché siamo in due, perché abbiamo affrontato questo lavoro in due, e quando ed è un lavoro che difficile, perché ha bisogno, perché è un lavoro che veramente ha bisogno di supporto, perché è un continuo, è come quello che ogni giorno una gazzella nella savana si sveglia e c'è un leone, perché è un lavoro che tu devi lavorare devi lavorare con un imprenditore che deve credere in te, che deve investire su di te, devi convincere quindi l'imprenditore, altrimenti devi investire tu direttamente come abbiamo fatto noi, devi convincere la gente a comprare. Uno primo, secondo, deve reinvestire, poi devi convincere la stampa, hai la tua responsabilità sulla gente che lavora per te, e quindi il tuo lavoro, le tue scelte, dal tuo lavoro e le tue scelte consegue consegue il lavoro di tanta altra gente. Insomma, ci sono tante componenti e tutto dipende appunto da te, e la tua scelta deve essere anche libera, quindi senza censure, senza autocensure, senza censure in teoria di altri, che invece ce ne sono tante, più cresci più ce ne sono, più sei piccolo più ce ne sono, insomma è molto importante. E ci sono tante cose, poi anche se la realtà è piccolissima, paradossalmente hai le stesse difficoltà di quando sei grande, perché noi praticamente inesistenti nella geografia della moda abbiamo subito le stesse conseguenze che subivano quando c'è stata dalla guerra del Golfo, dalla guerra nel Libano, dove avevamo... Covid. Il Covid adesso, però dico dal 91, sto dicendo, fino al Covid adesso, fino tutte dalla problemi finanziari delle 80, insomma, tutti i problemi che ci sono stati. All'ultimo inciampo anche della guerra in Ucraina, perché voi avevate la fatto guerra in Ucraina, noi una eravamo collezione per Sì, la Russia. Noi eravamo là quando è successo, praticamente è stato l'ultimo volo che abbiamo preso al volo, e quando eravamo lì ci hanno detto no, l'ultima cosa che vogliamo è la guerra, figuriamoci, i nostri fratelli, mio cugino, Lo dicevano i russi. dicevano i russi, mio cugino, amico di Kiev. E poi è successo quello che è successo, quando abbiamo dovuto chiudere una delle nostre più grandi
Poi col Covid addirittura sono state 3 collezioni che non abbiamo consegnato e noi lavoravamo, cioè consegnavamo le collezioni, ritiravamo i soldi ai clienti e facevamo le collezioni. Per cui questa poi completamente inaspettata richiesta da parte di un colosso della moda come questo di Veronesi, che è arrivato non si sa come, non si sa perché si sia La innamorata. provvidenza forse. Sì, si è Perché i innamorata. miracoli esistono. Perché i miracoli esistono, posso testimoniarlo, che si è innamorato di Antonio Marras. E però stavate rischiando di perderlo. Raccontaci questo, che poi così chiamo sul palco Monsignor Mura. Sono stati capaci quasi di perdere questo incontro No, è luminoso con stata Sandro capace. Veronesi. È vero, è stata capace, qua Eh. bisogna sottolineare. Com'è andata? Ma non voglio annoiare. No, ma dai, facciamo una sintesi, insomma, introduco No. io e poi continui tu. In pratica, Lei riceve questo messaggio da Sandro Veronesi, sapete che c'è anche uno scrittore bravissimo, premio Strega italiano, che si chiama Sandro Veronesi, loro conoscono tantissimi scrittori perché sono curiosissimi, attenti, e questo qua dice, sono ad Alghero, ci vediamo? no, in pratica succede così, che già dal 2016 Sandro Veronesi di Calzedonia è innamorato di Alghero e ha preso casa ad Alghero e conosceva quindi benissimo la realtà di Antonio Marras del negozio e quindi già nel 2016 aveva fatto un tentativo per acquistare Antonio Marras. Quindi già un po' di tempo fa, pensa a quanto tempo abbiamo sprecato, ci aveva a luglio incontrato tramite ovviamente un intermediario e ci eravamo incontrati a Milano. Avevamo subito avuto feeling con me, chissà perché, e con me, e quindi mi aveva dato scambiato il numero di telefono, ha detto noi veniamo ad Alghero ad agosto, ti chiamo, eravamo in tanti, c'era anche la mia commercialista, questo Antonio Marras e un altro, ti chiamo e poi ci rivediamo a settembre. Quindi passa ogni 2x3, passa vacanze così, ogni 2x3 mi chiamava la mia commercialista, beh Patri chiamato ti ha. No, vabbè passa, io mi dimentico, vado in barca con mia sorella, parto, passa primo agosto, secondo agosto, così passo io in Corsica, 80 miglia a un certo punto mi arriva questo messaggio, fai conto 20-23 agosto, mi fa questa cosa, siamo arrivati ad Alghero, come state? Ciao, sono Sandro Veronesi, siamo arrivati ad Alghero, e io rispondo, Ippi, io sono in alto mare. Io però pensavo Sandro Veronesi, lo scrittore, perché Sandro, lo scrittore, i genitori da piccoli erano stati a Capocaccia. Quando lui viene per ricordare quei tempi, viene, ci chiama e ci vediamo sempre a casa, eccetera. Io, chissà perché, non avevo associato, era uscito di testa che avesse lo stesso nome. E io ho associato Sandro Veronesi a lui, perché con questo... Non era Calzedonia. No, era- per me no. E basta, io ci vediamo, quando appena torno ad Alghero ti chiamo. Basta, passa, nessuno. Niente, è così. Comunque, torniamo. Chiamato Tia, niente, chiamato non mi ha. Passa Commercialista. così, arriviamo, invitiamo alla sfilata. No, non viene alla sfilata perché è offeso. E perché? È offeso perché ha chiamato e voi non l'avete. Non è possibile, non è possibile. Patri, guarda che ti ha chiamato. No, guarda, non mi ha chiamato. Insomma, arrivato a vedere tutti i cosi e riscopro che mi aveva chiamato. Tra l'altro lui permaloso, Forse non so se si può dire. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22, dopo 7 anni. Vabbè, allora diciamo che tutto è bene quel che finisce bene. Prima di chiamare Monsignor Mura, però voglio chiedere ad Antonio Marras una cosa. Questo libro delizioso, La moda non è un mestiere per cuori solitari, lo hai letto finalmente o no? L'ho letto in aereo, ho una capacità di concentrazione pari a... In un viaggio per New York, però.
Sì, no, ma anche nel tratta Alghero Milano, che faccio tipo 3 volte alla settimana, quindi così. Perché è l'unica maniera in cui riesco a concentrarmi e non avere distrazioni, telefono, gente che passa, così. Ma c'è un antefatto anche qua, perché io per caso la racconto a Monsignore, così sa di che pasta sei fatta. Eh, Partivo da Milano per andare a fare ceramica in Puglia. Abbiamo un banchetto sull'ingresso, vedo questi fogli, così, queste fotocopie, e leggo tipo capitolo primo, capitolo secondo. Lo prendo e parto e la sera lo leggo e scopro uno degli amori di Parisà che non conoscevo, questa storia molto bella, con questo ragazzo bellissimo, questo hippie così. Vabbè, è passato in prescrizione, è successo 1000 anni fa. Ho capito, ma io non sapevo niente, quindi così. Perché ti ho detto questo adesso? Che l'avevi letto quella volta lì, però no, in realtà tu Poi, quei fogli poi li hai no, in realtà persi. lei ancora più perfida, però, mi dice alle 11:30 di sera, vuoi leggere un libro? Perché domani va in stampa, se ci sono delle cose da cambiare. E dico, Sì, la sera prima. sì, Ma insomma, ti è piaciuto o no? Ti sei emozionato? sì, mi sono molto emozionato, mi sono delle volte commosso, mi sono delle volte ho sempre pensato che lei scrivesse molto bene, che non mi nomini mai tra i suoi, quelli che l'hanno spinta a fare questa cosa qui, gliel'ho sempre detto e proprio imposto che lei doveva scrivere, mi diceva ma non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Il tempo, come mi ha detto un giorno il rigattiere che mi è venuto un tavolo lunghissimo, lo trovi sempre, e tutti gli oggetti che ti piacciono sono come gli amanti, trovi sempre il posto dove metterli. E lei ha trovato il tempo di fare una cosa molto bella, che insomma sono molto contento che abbia questo riscontro e che sia il primo di tante altre cose che scriverà. Bene, un applauso a Patrizia, se lo merita tutto. Tra l'altro il libro è lì, poi chi lo vuole, Patrizia ve lo dedica. Io chiamerei Monsignor Mura per proseguire con le domande del pubblico e ne approfitto mentre sale per raccontarvi una cosa. 2 settimane fa ero a Livigno a intervistare Luca Barbarossa per la Milanesiana in un teatro. Ho fatto questa bella intervista, quando è finita siamo andati a mangiare. Luca Barbarossa mi ha chiesto di dove fossi, gli ho detto Sarde, lui Sarda di dove? Sarda di Nuoro. E cosa mi ha chiesto? Ma lo conosci, Monsignor Mura? E io, altro che se lo conosco. Grazie. Beh, tra l'altro Luca Barbarossa verrà qui il 17, quindi questo serve anche come anticipo. Grazie intanto per questo dialogo bello. Siete così diversi che vi completate bene e questo mi sembra che sia emerso abbondantemente, davvero anche in tutte le maniere che grazie a Elvira si è manifestato. Intanto mentre recupero alcune domande e quindi chiedo a Federico di recuperarmele, che l'iPad ha fatto le bizze. Intanto sono preoccupato io personalmente perché arriva uno che è vestito da prete e viene guardato da due stilisti che dicono... Peraltro è una delle, così, degli insiemi, secondo me, più raffinati e eleganti che c'è. Davvero? Io devo confessare una cosa. Volevi fare il prete? Innanzitutto facevo il chirichetto e quindi avevo pensato da piccolo che il fatto di sapere a memoria tutta la messa mi facesse prete così in automatico, potessi diventarlo subito, prendere i voti in un attimo. In realtà quando avevo 15 anni, uno dei miei primi viaggi a Roma, andai in un negozio che vendeva abiti e comprai esattamente quella camicia grigia, un grigio antracite, ma esattamente quella. Poi te la faccio firmare. Benissimo. Poi la voglio però. Vabbè, certo. No, però mi chiedevo con semplicità, le cose semplici sono quelle perché migliori, è quella che premia sempre. Mi chiedevo se uno che guarda un vestito così, a parte questo ricordo giovanile, sì. Chissà cosa pensa.
inizia a dire no, io li cambierei questo, li modificherei quest'altro. Patrizia cosa dice? Io dico che è elegantissimo. Elegante, non io, in generale, il In nostro generale, no, in generale io trovo che gli abiti parlino e quello è un abito elegantissimo che racconta esattamente, che è perfetto, che racconta esattamente quello che Vabbè, siamo promossi, porto. quindi tutti i preti qui presenti. Per me è promosso a pieni voti. Pieni voti, Sì, perfetto. sì, sì. No, ma non lo dico per piaggeria. Lo Non dico faccio la perché, domanda se è meglio il clergyman o la talare, no, ognuno ha il suo, al suo stile. al suo stile, sì, sì. Perfetto. Così mi sembra perfetto. Però questo mi serve perché anche alcune domande che sono arrivate dai presenti vanno in quella direzione. Tanto lo stile della speranza era anche un po' il tema che è stato ricordato poc'anzi. Ma la speranza, se uno dovesse vestirla, la speranza, personificarla, come la vestirebbe? No, se vuoi. No, intanto noi viviamo ad Alghero. Alghero è tra due spiagge, il Lazzaretto e la Speranza. Quindi siamo già, come dire, proprio... Quindi ci spostiamo ci verso spostiamo Villanova. verso Villanova e andiamo alla Speranza. La Speranza così è già così, una creatura già vestita, già piena di cose, è una grande cornucopia secondo me, dentro la quale veramente uno trova tutto. La Speranza è quella che ci ha permesso di sopravvivere. Patrizia è stata molto veloce, molto anche leggera così, ma i periodi bui, ma non bui, veramente di oscurità totale che abbiamo attraversato nel nostro lavoro sono stati pesantissimi. Quindi io quando dico sempre sono la prova provata che i miracoli esistono, perché questo è, cioè noi in realtà, voglio dire, come miliardi di aziende, centinaia di aziende, se io guardo indietro a tutti quelli che hanno iniziato con me, io veramente ne trovo una manciata di 5 ancora in piedi. Quindi il fatto di essere sempre stati autonomi, da soli, di avere veramente fatto tutto senza nessun socio finanziario che ci supportasse, senza avere alle spalle una struttura commerciale che ti facesse crescere così, ha fatto sì che noi veramente lavorassimo da soli, sperando sempre di trovare un perché che ci fosse un domani, che tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, e devo dire l'abbiamo fatto e lo facciamo in una maniera totalizzante. Io veramente sono una sorta di staccanovista di asino, di mulo che lavora la mattina e la sera, perché mi piace molto quello che faccio, quindi non mi pesa il lavoro, però è vero che la speranza è quella che ci ha supportato, è quello che ci ha fatto sì che noi potessimo andare avanti e guardare davanti, guardare a qualcosa che ci poteva ancora essere, altrimenti saremmo veramente crollati. La speranza è comunque accompagnata proprio da un sentimento di credere molto credere molto nelle cose in cui si fa, proprio nella consapevolezza e nella essere determinati per non vanificare quello che è stato fatto. Per noi il lavoro è come aver cresciuto un figlio e quindi io non ho mai pensato, e per questo non ho mai pensato ho sempre pensato che dovevamo portare a termine e portare Antonio Marras appunto affinché da qualche parte, insomma, quindi in una maniera o nell'altra, con fatica, con qualcuno, questo Antonio Marras dovesse arrivare a crescere, che questa pianta, insomma, dovesse portare dei frutti. E quindi anche quando non c'erano degli elementi ogni mattina,
qualche cosa dovrà succedere. In qualche modo faremo, che poi non è solo una cosa, non è solo chi vive sperando, ecco, è proprio una determinazione. E io l'ho sempre vestita, questa speranza, l'ho sempre vestita con come l'ho sempre vestita con tante cose, con 7 gonne, come fanno in Portogallo quelle signore che hanno tante gonne, in modo che se ne perdi una c'è sempre tante altre. Grazie. Sì, mi trovo molto in sintonia con le domande che sono molto interessanti, tra l'altro, ma che sto cercando anche con qualche mia considerazione di proporvi. Troverei in alcune di queste domande una che vorrei farvi, completandole. Ma se io guardo una persona per come si veste, perché voi non mi dite che quando guardate una persona la incontrate Io mi soffermo molto, Ecco. in maniera anche molto dallo invadente. stile, da che cosa Mm. porta, da Sì, come sì, cammina, senza- da come esibisce il Sì, suo corpo con quello che indossa. Ma si capisce da lì, da come si rappresenta, se è una persona di speranza, se è una persona pessimista, se è una persona triste, se è una persona non dall'espressione del volto, ma proprio dall'abito. Perché è l'abito che fa il monaco. E in comunque. questo caso forse sì. Certo che sì. Ma insomma, l'abito è un linguaggio, la moda è un linguaggio, il vestirsi è il modo per dialogare, un alfabeto col quale tu parli a chi ti sta di fronte, alla persona che incontri. Vestirsi per esempio di nero, no? Nel suo caso chiaramente, di solito è la cosa che protegge, che ti rassicura di più, dove non ti esponi, se hai una sorta di grande corteccia dentro la quale tu sei sicuro. Vestirsi invece colorato, vestirsi a fiori, vestirsi in fantasia è un atto di coraggio, perché è molto più difficile, non è così scontato, cioè bisogna avere un carattere piuttosto determinato, bisogna essere forse un po' più sicuri di sé. Non per niente ci sono proprio un modo di incasellare gli stili, c'è il minimalismo, il massimalismo, quelli che hanno solamente il nero come colore, come dogma, per cui non si esce mai da quelle tonalità. E il vestirsi tutti i giorni è come dire, cioè abito e abitare hanno la stessa matrice, quindi è la casa che ti porti addosso, che ti protegge, che ti copre. È la stessa cosa quando tu hai una casa che è un tuo rifugio, ecco. Alla stessa maniera dentro l'abito trovi sicurezza e conforto e quindi anche speranza. Grazie. Ma io ovviamente Sava Sandir è la prima cosa che guardo, no? Io personalmente ne faccio uno sport, il people watching in aeroporto, mi siedo e guardo la gente e da come è vestita io mi immagino già la sua storia, mi immagino tutto che cosa fa, che cosa avviene, mi immagino la storia come sta, cosa ha lasciato, dove sta andando, mi faccio tutto un racconto, figuriamoci se non lo guardo io, è il mio sport preferito. L'abito per me è fondamentale, non solo perché io faccio questo lavoro, anzi devo dire che gli stilisti per snobismo, quelli veri, non io, quelli veri per snobismo, per esempio in sfilata, quando li vedi uscire sono vestiti tutti stracciati perché fanno finta che loro se ne fregano, vestono gli altri, vestono le fashion victims, loro se vedi, no, l'uscita di sfilata loro sono tutti stracciati. Io invece ci credo, io ci credo tantissimo nella moda, io credo anche nell'effetto salvifico del vestirsi. Per me è importante. Per me è veramente, come ha detto Antonio, uno strumento anche di protezione. Non per niente il vestito, per esempio la maglia a righe era prima, prima uno strumento per identificare i condannati, no?
avevano, e quindi eppure prima il bianco per alcuni in alcuni paesi è invece sintomo di lutto, quindi non lo puoi, cioè ogni cosa ha un significato importante. Ora che tutti fanno tutto, che Chanel fa la tuta ginnastica, Zara fa gli abiti da sera, che tutti sono vestiti, ormai le regole sono cambiate e quindi è anche più difficile, no, immaginare e catalogare, però proprio anche questo, da un punto di vista sociologico, è un elemento di studio, no? E quindi è importante anche questo analizzarlo. Ma tornando alla sua domanda, certo che si capisce se uno è triste o non triste, come si veste. Moltissimo. Un aggettivo a entrambi, così siamo anche veloci, ci avviamo verso l'ultima fase. Se guardate questo mondo di oggi, per come si esibisce anche nel vestire, quale aggettivo usate? Io direi accogliente. Antonio? Questo mondo di oggi che cosa intende? L'umanità. L'umanità. No, non qui, in generale. Sì. No, Io pensavo qua oggi. No, è troppo semplice. Facile. Anche perché non uscireste vivi poi. No, perché? Questo modo di oggi. Questo mondo di oggi è un mondo. No, allora devo L'aggettivo cambiare. per il mondo di oggi, per come appare anche nel modo di vestire. Il mondo di oggi, per quanto mi riguarda, direi disorientato. Antonio? Io direi che c'è trovare un aggettivo uno che racchiuda tutto. C'è un grande vuoto. Io direi allora, siccome facciamo così, poi ci pensi. No, non ci penso. Gavino suona. Gavino suona e poi concludiamo. Ecco.
Grazie. Ecco, Antonio, aspettiamo tutti la parola. Credo che sia un mondo così incredulo, sconvolto anche da quello che succede intorno, da quello che succede appunto nel mondo, e che spero possa guardare al domani con molta speranza. Grazie. Era un aggettivo, non vale. Era? Era un aggettivo, non vale. Ha fatto una frase. Ha fatto un discorso, ma siccome siamo alla fine ci sta. Ci sta, Solo dai. per Io- grazie davvero, tanto siamo felici di avervi accolto, perché l'accoglienza prima è la parola che era venuta più adatta, anche per contribuire a far capire che nella moda ci passano tanti di quei messaggi, compresa la speranza. Esatto. Perché questa mi sembra la notizia che volevamo dire. Lo stile della speranza è importantissimo, perché altrimenti né le parole bastano, né i progetti, se poi neanche fisicamente lo manifestiamo. Questa era la cosa a cui mi sembra che siamo arrivati, e io ringrazio Elvira di aver condotto questo incontro. Siccome vi conosce benissimo, è riuscita anche ad entrare in alcuni ambiti, in alcuni aspetti che sono stati anche divertenti, ma anche un bel messaggio anche per noi. Tra l'altro, oltre al libro di Patrizia che è a disposizione, vorrei citare il libro di Elvira, Le voci della Via del Silenzio, che proprio l'11 prossimo, quindi tra pochi giorni, verrà presentata a Santa Lucia, perché si trova qui alle 21:30, ed è un libro che tra l'altro che ha speranza, spiritualità, ambientazione, non dico molto di più, se no poi tolgo il gusto di ascoltarla e di leggerlo, che entrano bene anche in questo tema, perché c'è anche uno stile che racconta speranza. Almeno io l'ho letto così. Grazie a Gavino per le sue note. Grazie Gavino. Belle e Bravo. significative. Grazie a voi. Grazie a tutti. Poi sono emerse tante cose che sarebbe bello anche riprendere. Grazie a tutti voi. Chiamo Don Alessandro per le ultime notizie. Sì, io volevo ringraziare particolarmente Elvira, perché appunto per questa serata che siamo qui anche grazie a lei, e grazie a lei siamo venuti in questo posto che non conoscevamo, alla Caletta, e sono molto contenta. E finalmente abbiamo conosciuto Monsignore, abbiamo avuto l'occasione di rincontrare il mitico Gavino, di rincontrare la Presidente, che siamo molto felici di aver rincontrato, e quindi insomma È stato un bell'incontro. è stato un bell'incontro. E quindi niente, volevo ricordare il libro di Elvira, ma l'ha fatto lei, quindi grazie a Antonio Marras, che dire. A Certo. posto. In conclusione sì. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti a questo punto e do l'appuntamento a tutti per domenica 17 agosto, l'incontro d'autore con Luca Barbarossa. Grazie e buona serata. Grazie.